A tutti voi buonasera e ben trovati a questo nuovo appuntamento con Elettroshock. Generazione DAD è il titolo di questa puntata, un'espressione di per sé neutra, che non vuole avere, che non ha una connotazione negativa o positiva, ma ci aiuta a raccontare una fase che stiamo vivendo, una fase che stanno vivendo in particolare i giovani, gli studenti che appunto hanno vissuto in questo 2020 un anno davvero particolare anche dal punto di vista della scuola e della didattica, che per molti è stata e continua ad essere didattica a distanza. Faremo una riflessione su questo tema, in particolare nella prima parte, parlando in particolare di quelle che sono le competenze digitali che riguardano certamente i ragazzi, ma che riguardano anche gli insegnanti. Abbiamo spesso parlato di DAD dalla prospettiva di chi è seduto sul banco, lo faremo anche oggi, ma ci metteremo anche nei panni di chi fa la DAD invece da dietro una scrivania. Nella seconda parte della trasmissione poi ci concentreremo in particolare sull'aspetto del disagio giovanile, che è legato non esclusivamente alla DAD, ma insomma in generale a questo periodo particolare che stiamo vivendo, alla pandemia e a tutte le restrizioni alle quali ci ha costretto. Vado allora subito a presentarvi gli ospiti con i quali parleremo questa sera. Inizio dalla mia destra, al mio fianco saluto Giovanna Toffoli, che è docente del Liceo Scientifico Marinelli di Udine. Buonasera. Buonasera. Grazie per essere con noi. Al suo fianco Marco Tommasi, che è dirigente dell'Isis Magrini Marchetti di Gemona. Buonasera anche a lei. E poi è tornato in studio da noi Giacomo Trevisan, grazie per essere tornato. Buonasera. Ben ritrovato, dell'associazione MEC Media Educazione e Comunità, perché insomma affronteremo appunto il tema delle competenze digitali che abbiamo scoperto insomma essere determinanti anche per quanto riguarda la scuola. Ecco, prima di entrare nel dettaglio della DAD partirei dai docenti per raccontarci un po' come si sta vivendo questo periodo particolare. Inizierei da Marco Tommasi. Insomma, sappiamo che per quanto riguarda le scuole superiori fino a febbraio non si tornerà sui banchi, ci sono state diverse manifestazioni di protesta anche nel nostro territorio contro questa decisione. Come si sta gestendo e come si sta vivendo questo periodo? Allora, chiaramente noi eravamo già pronti per ricominciare almeno al 50% la didattica in presenza, quindi avere i ragazzi finalmente a vivere all'interno della scuola. Invece ci siamo trovati all'improvviso qualche giorno prima a dover invece gestire una cosa diversa. Il problema è questo, che questa non è una didattica a distanza, diventa una didattica d'emergenza, che ogni settimana cambia e i docenti si trovano in difficoltà perché non riescono a programmare oltre una settimana. Noi pubblichiamo l'orario della settimana successiva con eventualmente le presenze, perché alcuni possono venire a scuola, insomma, per i laboratori e per le parti legate alla socialità degli allievi un po' più a disagio, e quindi sono presenti, però non lo sanno esattamente i docenti, quindi non riescono a gestire al meglio questo momento, quindi veramente c'è un momento di difficoltà, nonostante i corsi che i docenti hanno fatto per cercare di essere al passo con queste nuove tecnologie, con questi nuovi modi soprattutto di rapportarsi con i ragazzi, con i giovani. Vado allora da Giovanna Toffoli per chiederle appunto più o meno la stessa cosa, come si sta vivendo questa fase che si immaginava essere sicuramente più breve. Sì, quello sicuramente tutti ce lo auguravamo che fosse così, che si potesse chiudere la stagione con gennaio, invece ci sarà ancora del tempo. Ma molto si è fatto per quanto riguarda le competenze dei docenti e anche degli studenti. Certamente non è la didattica che noi vorremmo fare, perché la scuola non è e non può essere così, ben altro, insomma implica andare a scuola e vivere dentro l'ambiente di una classe con degli studenti che partecipano attivamente. Però dal punto di vista della formazione credo che si siano messe in atto moltissime strategie, tante azioni sono state suggerite, molte sono state proposte dalla Regione con l'equipe territoriale che ha supportato e sostenuto i docenti. È stato fatto un balzo in avanti
ampio, veloce, assolutamente insperato e inaspettato, e credo però che i docenti abbiano risposto molto bene, sapendo sollecitare anche gli studenti dal punto di vista della creatività, della possibilità per gli studenti e anche per i docenti di mettere in campo delle abilità che forse non pensavamo di avere, non sospettavamo di avere a questo livello. Quindi nella emergenza sicuramente che ci siamo trovati a vivere, che ancora stiamo vivendo, qualche aspetto in più e positivo può venire fuori, forse è venuto anche. Allora, quando fino ad oggi abbiamo parlato del tema delle competenze della cittadinanza digitale, abbiamo fatto principalmente riferimento ai ragazzi, in alcuni casi anche ai bambini, e qui vado da Trevisan. Adesso insomma la prospettiva un po' si amplia, perché la vostra associazione è sempre molto attenta rispetto a queste tematiche, è presente nelle scuole, si sta dedicando in maniera importante agli insegnanti, giusto? Esattamente. Come associazione, l'Associazione Media Educazione e Comunità si occupa di promozione della competenza digitale nel senso più ampio possibile, ovvero quello della cittadinanza. Quindi non solo la competenza tecnica, ma anche la competenza di sfruttare queste tecnologie nella maniera più utile per l'intera comunità. Questo è un po' il nostro obiettivo. In questo percorso quest'anno abbiamo lavorato, l'anno scorso e già in questo inizio di anno stiamo lavorando molto con gli insegnanti su due fronti principali. Un fronte è stato quello di dare supporto nel capire come fare al meglio la didattica a distanza. Su questo il nostro è stato uno dei tanti contributi naturalmente, ma nel corso dell'anno scorso i seminari che abbiamo organizzato proprio per approfondire le strategie di didattica a distanza sono stati seguiti da più di 3.000 insegnanti. E in questo mi collego a quello che dicevano anche la professoressa e il dirigente su questo grosso sforzo di aggiornamento che c'è stato. Secondo noi, per quanto sia stato molto difficile, ci siano state differenze tra insegnante e insegnante, scuola e scuola, noi abbiamo visto un grandissimo sforzo da parte degli insegnanti di affrontare un modo completamente nuovo di fare lezione. E qui c'è stato il nostro sforzo soprattutto l'anno scorso, quindi accompagnare nel innovare e imparare a sfruttare il meglio della tecnologia in questa situazione. L'altro fronte è stato quello indirettamente rivolto ai ragazzi, cioè cogliere in questo momento di difficoltà, cogliere l'occasione per dare una spinta in più anche nelle competenze digitali dei ragazzi. In questo senso, attraverso un progetto in particolare Cittadinanza Digitale a Scuola, che è stato sostenuto con grande motivazione dalla Fondazione Friuli e dalla Regione Friuli Venezia Giulia, noi abbiamo cercato di fare un passo avanti nel portare la competenza digitale in maniera sistematica all'interno della scuola. Quindi andare un po' oltre alle tante sperimentazioni anche eccellenti che già c'erano in regione, però macchia di leopardo, cercare invece di proporre un sistema che gradualmente faccia sì che tutti gli studenti, dal primo all'ultimo, nel loro percorso scolastico, possano fare un percorso di acquisizione delle competenze digitali. Questo poi, mi fermo se mai approfondiremo, ma vuol dire due cose principalmente. Innanzitutto avere un quadro di riferimento, quali sono gli obiettivi che noi vogliamo raggiungere in ciascun ciclo scolastico, condividerli, costruirli insieme agli insegnanti alle scuole e definirli. Una volta che gli obiettivi sono costruiti, e qui, a parte parentesi, questa non è un'invenzione nostra, è la direzione indicata dalla Comunità Europea e anche dal Piano Nazionale Scuola Digitale, ecco, una volta condivisi e costruiti gli obiettivi, il punto importante è poi valutarli, avere degli strumenti per passare queste competenze e saper poi valutare, tracciare se veramente qualcosa è passato agli studenti. Questo è il nostro grande obiettivo che a partire da settembre, che è tuttora in atto attraverso in particolare una piattaforma online, civics.fvg.it, ecco questo è l'obiettivo che ci diamo e stiamo seguendo quest'anno insieme a insegnanti e dirigenti scolastici. Ecco Tommasi, quest'anno anche gli insegnanti sono in qualche maniera tornati a scuola perché di necessità virtù ci si è trovati nelle condizioni di dover implementare queste competenze digitali con grandissima velocità. Sì, certamente. Come dicevano i colleghi, chiaramente quest'anno è stato fatto un balzo in avanti di 10 anni. Io formo anche docenti da una decina di anni proprio sulle nuove tecnologie, sulla didattica digitale e in 3 mesi, da marzo a giugno, i docenti hanno fatto veramente salti mortali e hanno avuto un aumento delle competenze digitali, ma anche digitali applicate alla didattica, che è una cosa ancora diversa, fantastiche.
didattiche. E il problema è sempre quello, però, non possono però utilizzarle come vorrebbero, nel senso che i limiti che vengono posti alla didattica in termini di ore, di modalità, eccetera, non permettono di esprimere la didattica veramente quella digitale integrata di cui si parla in maniera perfetta. Quindi sicuramente sì, è migliorato tantissimo, le competenze digitali veramente dei docenti sono aumentate di tanto. Una volta esistevano docenti che non erano in grado di accendere un computer, adesso non esistono più, e anzi il più imbranato è quello che invece riesce a comunicare comunque con almeno 10 modi con i ragazzi. Certo è che rimangono ancora delle difficoltà, dei problemi che devono essere risolti, però effettivamente siamo andati molto avanti in questa cosa. Ecco, il fatto che esistano questi percorsi a disposizione delle scuole, a disposizione anche degli insegnanti, quanto conta e quanto conta in una fase come quella che stiamo vivendo? Direi che è fondamentale, assolutamente, perché in questo modo sappiamo di poter contare su un percorso costruito. Internet offre di tutto e ha sempre offerto anche prima dell'emergenza molte possibilità ai docenti di fare autoformazione, però una formazione che sta dentro un percorso costruito ha sicuramente delle marce in più e offre la possibilità di avere qualcuno come punto di riferimento. Come insomma abbiamo già detto tutti, veramente non siamo stati abbandonati e credo che la maggior parte degli insegnanti, direi tutti, hanno messo in campo il 100% delle loro possibilità e della loro volontà di migliorare, di crescere con gli studenti per proporre qualcosa di diverso, perché sappiamo tutti davanti allo schermo il problema prima è la motivazione, cioè avere la capacità di accendere l'attenzione degli studenti e di farli lavorare in un modo per loro operativo, quello che normalmente avviene dentro un'aula e che così invece è stato sicuramente ridotto, ma grazie alle possibilità che ci sono offerte, insomma l'associazione MEC, ma tantissime altre che abbiamo potuto sperimentare, hanno sicuramente contribuito in maniera positiva. Ci fermiamo, una pausa per la pubblicità, tra poco. Di nuovo insieme con Elettroshock stiamo parlando di didattica a distanza, in particolare dalla prospettiva degli insegnanti. Allora vi proponiamo un contributo, le parole di Teresa Tassanviol dell'Associazione Nazionale Presidi, è presidente per il Friuli Venezia Giulia. Sentiamo cosa ci ha detto. Teresa Tassanviol, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi del Friuli Venezia Giulia. In questo periodo di didattica a distanza anche i professori delle superiori stanno soffrendo un pochino anche a livello psicologico questa lontananza dai loro studenti. Ecco, come la stanno affrontando e qual è il messaggio da dare anche ai professori? Beh, io penso naturalmente come tutti nel mondo della scuola e anche fuori dal mondo della scuola che insomma la scuola in presenza manchi a tutti e l'augurio, l'auspicio è che si possa tornare almeno parzialmente, diciamo così, alle lezioni anche nelle aule scolastiche. E questo ha cambiato il modo di fare scuola, naturalmente la didattica a distanza non è la didattica in presenza. Io ritengo che laddove anche gli insegnanti abbiano pensato semplicemente di trasferire le loro modalità didattiche e metodologiche dalla presenza allo schermo del computer abbiano in qualche modo fallito il loro compito. La didattica a distanza obbliga tutti ad un ripensamento radicale del modo di fare scuola, anche una frontiera molto interessante. Io ritengo che dovrà essere insomma al centro di riflessione, di analisi anche quando tutta questa emergenza sarà finita, per portarla a pieno titolo la didattica digitale anche dentro le nostre aule quando i ragazzi saranno in presenza. E naturalmente lo vediamo anche in questi giorni, no? Non nella nostra regione, perché io ho fatto un rapido giro ieri e tutti i nostri ragazzi delle superiori in tutte le province della regione erano regolarmente collegati, quindi non c'è stato alcuno sciopero nella nostra regione, differentemente da quanto è successo in altre parti d'Italia. Però certo la mancanza dei corpi dei ragazzi dentro le aule è un problema che potrebbe
aver creato anche delle conseguenze a livello psicologico. Infatti si cresce, si impara, si acquisiscono conoscenze e competenze anche a partire proprio dal proprio corpo e dalla relazione del proprio corpo col corpo degli altri, dei compagni e degli altri presenti a scuola. E quindi questa è una mancanza a cui bisognerà anche far fronte per recuperare eventuali, insomma, disagi che si siano creati. Insomma, la socialità è un potente mezzo anche per imparare e per apprendere, e questo in questo momento manca ai ragazzi e manca molto anche agli adulti per lo stesso motivo. Però questo è un tempo di emergenza, quindi tutti siamo chiamati a mettere in campo il massimo della nostra disponibilità, della nostra generosità, della nostra creatività per anche, diciamo così, ridurre al minimo gli svantaggi di questa cosa. È un'impresa come dire, impegnativa, ma insomma nella scuola c'è tanta gente che ci sta mettendo l'anima. E allora riparto da Marco Tommasi, perché in effetti fa un po' impressione vedere queste aule vuote con i soli insegnanti presenti davanti a un computer, davanti a una telecamera. Ecco, non sottovalutiamo anche, no, l'altra parte dello schermo. Sì, la solitudine del docente, certamente. Il docente si trova chiaramente a essere in difficoltà a fare didattica diversa dal solito e senza avere i corpi, appunto come diceva Teresa, davanti. È molto diverso fare didattica e parlare con qualcuno oppure parlare con uno schermo. Guardare negli occhi un ragazzo e vedere cosa prova, oppure semplicemente guardare un monitor e cercare di capire se quei puntini che compaiono nello schermo sono puntini che riescono ad acquisire qualcosa, che sviluppano competenze o altro, quindi è molto complesso per il docente. Inoltre adesso i docenti si trovano a lavorare a volte soli con davanti nessuno, a volte con un gruppo in classe e mezzo gruppo a casa, quindi fanno delle didattiche miste che sono molto difficili da gestire, estremamente complesse, e quindi adesso gli apprendimenti che sono richiesti ai docenti non sono soltanto quelli didattici normali, ma sono psicologici, pedagogici ancora più raffinati, quindi viene richiesto uno sforzo notevole e i docenti lo stanno facendo perché stanno facendo delle cose eccezionali. Io ho visto dei miei docenti che hanno realizzato delle cose all'interno delle proprie lezioni fantastiche, insomma, per riuscire a compensare quello che manca dalla presenza. Si possono fare tante cose anche a distanza, ma non tutte, e quindi questo è importante. La didattica dovrebbe essere presenza e distanza, il digitale deve entrare nelle scuole. Io ho 20 anni che lavoro e studio per portare il digitale nelle scuole, ma non così, cioè ci vuole una progettazione, una programmazione, e spero che quando sarà finita questa pandemia, quando non ci sarà più l'emergenza e l'urgenza di usare questi strumenti, gli strumenti vengono comunque ancora usati, utilizzati e al meglio, perché adesso i docenti hanno le competenze per poterlo fare, poterli usare affiancandoli agli strumenti tradizionali, quindi presenza e distanza insieme, progettazione unitaria, didattica digitale integrata, quella che si intende in questa maniera. Toffoli, la scuola non è chiaramente solo didattica, la didattica è fondamentale, ma c'è molto altro. Come riuscite a seguire lo sviluppo, l'evoluzione, la formazione di questi ragazzi attraverso un monitor? C'è qualcosa che comunque rischia inevitabilmente di sfuggirvi? Come ci riusciamo? Ci proviamo, diciamo che ci proviamo molto, con delle soluzioni a volte posso dire che possono sembrare anche semplici ma che forse non lo sono, e cioè per esempio l'anno scorso i colleghi del Dipartimento di Scienze Motorie Sportive hanno realizzato una sfida coinvolgendo tutti gli studenti proprio per far sentire loro una appartenenza come gruppo classe e come liceo. Dovevano sfidarsi a correre a casa o appena fuori casa quando questo è stato possibile. È semplice, cioè semplicemente dire noi esistiamo anche come fisicità, come diceva prima la Presidente. Poi naturalmente attraverso lo schermo noi chiediamo il più possibile agli studenti di tenere le telecamere accese, questo è un punto sempre difficile, a volte giochiamo con le palline appunto con questi puntini. Se le telecamere sono aperte possiamo vedere negli occhi i nostri studenti e creare un feeling con loro, costruire dei lavori di gruppo
gruppo, per sollecitare quella partecipazione che manca, per creare la didattica oltre la didattica a distanza. Giustamente diceva il dirigente Tommasi, le competenze che si chiedono devono essere più raffinate nella pedagogia e nel tipo di approccio. Siamo arrivati ad un'ottima, direi, formazione dal punto di vista del digitale che non dimenticheremo e che ci tornerà estremamente utile. A questa dobbiamo sempre tenere affiancata una prospettiva che i docenti hanno, che è quella della pedagogia. In questo momento così difficile servono strategie per motivare gli studenti, per costringerli ad uscire da quel puntino che vediamo attraverso lo schermo e ritornare nuovamente studenti. Immagino che un po' di sana motivazione serva anche agli insegnanti, che abbiamo visto in più di qualche occasione abbastanza disperati nel trovarsi a gestire, insomma, le situazioni più disparate. C'è stata un'evoluzione, perché rispetto a quello che è successo la scorsa primavera, insomma, indubbiamente dei passi avanti sono stati fatti. Però che cosa vi dicono i ragazzi? Vi parlano di questo? Avete intanto l'occasione per parlare di questa diversa modalità di fare didattica? Sì, abbiamo chiesto ai nostri studenti che cosa pensano di questa didattica, come si trovano, come la stanno vivendo, e sicuramente rispetto alla didattica del precedente anno scolastico hanno notato che c'è stato un miglioramento, ci hanno promosso, hanno riconosciuto lo sforzo che fino a questo momento abbiamo fatto e anche loro hanno preso confidenza con questo strumento. Quindi stiamo lavorando davvero in questo senso per misurare qual è l'impatto della distanza sugli studenti, e ci sono sempre le occasioni per parlare con i ragazzi, non vanno mai trascurate perché ne hanno particolarmente bisogno. Qualche disagio è stato evidenziato, e ovviamente sì, però in generale sono abbastanza soddisfatti di quello che noi facciamo e di quello che stanno facendo anche loro sicuramente. Torno da Giacomo Trevisan. Dicevamo delle differenze rispetto a quello che succedeva la scorsa primavera sicuramente ci sono, e questo riguarda gli studenti delle superiori, ma riguarda anche i bambini più piccoli, quelli delle primarie, perché in una prima fase anche loro, anche se in modalità completamente diversa, macchia di leopardo a singhiozzo, però hanno fatto i conti con questa didattica a distanza. E allora all'inizio c'era la grandissima difficoltà dei genitori a gestire queste situazioni a casa, da accompagnare i bambini nell'utilizzo di uno strumento che prima non era mai stato comunque utilizzato in classe, e adesso scopriamo che anche i più piccoli sanno accendere il computer, gestiscono la telecamera, sanno quando accendere e spegnere il microfono, fanno le loro belle presentazioni che inviano ai professori. E insomma, peccato ci sia voluta una pandemia per arrivare intanto a questi risultati. Questo sicuramente è stato uno dei risultati che, si diceva prima, andrebbe salvato. I bambini, i ragazzi delle primarie e delle medie adesso sono di nuovo in presenza, affrontano altre difficoltà, sicuramente c'è l'aspetto delle regole che sono molto più stringenti rispetto a prima, indossare le mascherine, gestire dei periodi particolari, molte classi hanno frequentemente periodi di quarantena, quindi si è complicata, sono aumentate le regole, questo è uno sforzo che stanno facendo i ragazzi. Qui però viene da dire che proprio per chi è tornato in classe stiamo vivendo, diciamo, la fase 2, quello che si diceva prima, ci stiamo portando dietro tutto ciò che di positivo questa pandemia ci ha insegnato. Perché? Perché in classe, ad esempio, adesso gli insegnanti consigliano ai ragazzi di scaricare il libro nella sua versione digitale, perché comunque alcuni compiti vengono assegnati tramite le varie piattaforme, un po' per scaramanzia, perché non si sa mai quello che potrà succedere, ma un po' proprio perché si è capito che l'opportunità c'è. Sì, esattamente, e questo è l'auspicio, che quello di buono che è stato sperimentato si mantenga. Faccio un esempio, una cosa che era molto rara prima, ma adesso è molto frequente: quando c'è una quarantena, se un ragazzo, un bambino è in quarantena, in classe si ha la possibilità di coinvolgerlo almeno in parte delle lezioni attraverso la didattica a distanza, cosa che non era possibile prima, adesso è una cosa che speriamo che si mantenga. Come si diceva, non è semplice, ha delle complicazioni, ma questo
questo è uno dei tanti esempi di cose utili che potranno essere portati avanti e che sono portate avanti. L'attenzione da fare, ecco, un'altra cosa che sicuramente sarà utile, abbiamo imparato, è che nel momento in cui si dà molto più responsabilità, autonomia ai bambini e ai ragazzi nell'usare questi dispositivi, gli si deve dare anche le strategie per saperli gestire correttamente. E soprattutto la distanza tra genitori e ragazzi, perché rischia il gap di aumentare in questa fase, no? Ecco, questo sì, anche se devo dire che anche i genitori hanno fatto il loro bel addestramento e impegno per sostenere i ragazzi. C'è stato sicuramente questa primavera un momento in cui era veramente difficile trovare l'equilibrio giusto e ci sono stati bambini e ragazzi che da zero sono passati a ore e ore davanti agli schermi, spesso anche senza controllo. Ecco, questa è una cosa che abbiamo imparato, a riuscire a dare più autonomia, più possibilità ai ragazzi di sperimentare il meglio, ma anche imparare come gestire, aiutare i ragazzi a sapere qual è il momento di staccare dai compiti, anche l'importanza di non passare dalla lezione a distanza subito a YouTube, al videogame, perché quando passiamo da 2 ore e media al giorno di schermi a 7 ore, perché è successo in primavera che anche alle primarie a volte tra didattica a distanza, compiti da fare online e poi passatempi, si arrivava a una quantità di ore veramente impegnativa. Anche questo è una delle cose che noi speriamo che si stia imparando. Proprio questo esercizio ci aiuta anche a capire qual è l'equilibrio. Un equilibrio che alle superiori hanno già sperimentato, ma che è difficilissimo, perché i ragazzi ci raccontano alle superiori, quando abbiamo fatto 5 ore di lezione, dobbiamo seguire, fare i compiti che ci arrivano online, 7 ore al giorno le abbiamo passate in un attimo e quindi qui c'è tutta una riflessione che si apre. Io adesso torno ai ragazzi più piccoli, anche loro per fortuna non abbiamo queste quantità di ore, ma riuscire a aiutarli a diventare autonomi anche nel darsi delle regole e trovare gli stacchi, schermo, momento di movimento, momento in cui mi concentro solo sul libro tenendo magari spento WhatsApp. Ecco, questo fa parte delle competenze che speriamo di portarci dietro. Anche perché insomma sono furbetti questi ragazzini, li troviamo adesso davanti al computer e appena si dice no basta, sto facendo i compiti, funziona così. C'è appunto una parte meno positiva legata proprio alle difficoltà, ai disagi, come dicevamo in apertura, legati a questo particolare momento. Ne parliamo nella seconda parte di Elettroshock. Allora tra pochissimo, dopo la pubblicità. Di nuovo insieme con Elettroshock, Generazione DAD, il tema di questa sera. Intanto si è collegata con noi tramite Skype Angelica Giancola, che salutiamo. Buonasera, grazie per essere tornata con noi. Grazie per l'invito. Criminologa, avvocato che opera, come abbiamo raccontato più volte, anche all'interno delle scuole con degli sportelli d'ascolto. Prima di sentire Angelica Giancola vi proporrei un contributo. Abbiamo posto una domanda alla neuropsichiatra Silvana Cremaschi. Questo 2020 è davvero un anno perso dal punto di vista della crescita culturale per i nostri ragazzi, ma anche dal punto di vista delle relazioni? Sentiamo che cosa ci ha detto. I giovani di fronte alle situazioni di emergenza hanno sempre reagito attivandosi per trovare una risposta. Forse possiamo pensare che questa diventi un'occasione in cui l'apprendimento è fatto più di ricerca individuale sui temi, cioè può essere problematizzare l'esistente, andare a cercare riflessioni e condivisioni che poi però vanno condivise con qualcuno. Dal punto di vista culturale non è un anno perso se si cambia il modo di studiare e di approfondire. E dal punto di vista relazionale non è un anno perso se approfittiamo di questa situazione per pensare che prima ci trovavamo nel gruppo senza averlo scelto. Scegliete le persone che volete coltivare e coltivatele, telefonate, pensate che è possibile sentirsi e anche scrivere: guarda, ho proprio voglia di sentire te perché sei importante per me. L'altra cosa importante è che forse nella vita un po' frenetica che avevamo prima non c'erano mai dei momenti di noia e di chiedersi: ma io cosa faccio, cosa mi piace fare? L'opportunità è quella di dire: ma c'è qualcosa che io anche da solo posso coltivare?
dipingere, disegnare, scrivere poesie, informarmi su alcune cose. Ecco, tutte queste cose che noi potremmo rischiare di non sviluppare perché abbiamo la vita fatta di tanti impegni, adesso la potremmo sviluppare. E quindi l'invito è quello lì: coltivate persone, coltivate voi stessi, vogliatevi bene e cercate di capire quali sono le poche cose importanti per voi. Insomma, era importante trovare anche una chiave di lettura positiva, in questo senso un'indicazione arriva da Silvana Cremaschi. Una chiave di lettura positiva della DAD è che appunto ha dato la possibilità agli studenti di andare avanti appunto con la didattica in un periodo in cui era impossibile, per alcuni continua ad esserlo, essere presenti fisicamente a scuola. Ma questo evidentemente ha creato anche dei problemi o ha acuito magari delle situazioni particolari di disagio esistenti già prima. Su questo sentirei subito Angelica Giancola. Abbiamo parlato tante volte di ragazzi che si isolano davanti a un cellulare, davanti al monitor di un PC. Ecco, in questo senso la DAD forse non è stata di grandissimo aiuto, almeno da questo punto di vista. Ma sì, allora sicuramente bisogna dire che grazie alla DAD i ragazzi hanno potuto continuare a formarsi, quindi non c'è stato uno stop di quella che è la loro cultura, ovviamente nei limiti della DAD. È chiaro che l'aspetto più negativo è il rapporto di socializzazione, che per i ragazzi e soprattutto per gli adolescenti è fondamentale, no? Gli è mancato questo, gli manca questo. In più basti pensare a quello che ai fatti di cronaca di recente accaduti, quindi le maxi risse, darsi appuntamenti attraverso i social, perché noi sappiamo che il social ovviamente è immediato, è veloce e agisce su larga scala, no? Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che per i ragazzi riuscire ad avere, a riavere quella che è la loro, e questo non riguarda ovviamente le maxi risse dove ci ritorneremo, ma per il ragazzo riuscire ad avere un rapporto con altre persone, un rapporto fisico, è di fondamentale importanza, è importante appartenere al gruppo, cioè alla fine il ragazzo passa molte ore a scuola in presenza fisica, questo gli è stato tolto, quindi una sorta di isolamento un po' forzato, no? Senza nulla togliere alla DAD e anzi quello che ha detto la dottoressa Cremaschi è un inno, secondo me di fondamentale importanza, ma sempre trovare un aspetto positivo in tutto quello che ci accade. Purtroppo sono le esperienze negative che ci fanno crescere, mai quelle positive. Riuscire ad estrapolare qualcosa di positivo da una situazione grave come quella che stiamo affrontando tutti noi sarebbe la cosa più auspicabile. È chiaro che per gli adolescenti tutto questo è più difficile, dove per l'adolescente, ripeto, nel bene o nel male, ma l'appartenenza al gruppo è fondamentale. Questo purtroppo in questo momento sta venendo a mancare con tutte le conseguenze del caso e appunto torno alle maxi risse, ai pestaggi, al riprendere tutto coi telefonini, a sentirsi forte, perché alla fine forse questa forza che cos'è? È frustrazione, una violenza come una risposta a quello che sta succedendo? Cioè, queste sono le domande che noi stiamo cercando noi come criminologi di darci delle risposte, no? Delle risposte a quello che sta accadendo. Cerchiamo delle risposte. Torniamo a questi ragazzi perché Tommasi, se in una prima fase, quello del lockdown totale, i ragazzi facevano didattica a distanza, in molti casi con almeno un genitore presente a casa, adesso la situazione è un po' diversa, magari i genitori lavorano e quei ragazzi si trovano da soli a casa a gestire questa situazione e a gestire, come diceva prima Silvana Cremaschi, anche situazioni di noia.
spazi vuoti da riempire con tutte le difficoltà del caso. Stiamo parlando di scuole superiori, ma significa dai 14 anni fino ai 18-19, sono situazioni molto diverse. Estremamente diverse. Un ragazzino di 14 anni ancora deve svilupparsi completamente, un 18enne invece ha già una sua personalità, è in grado di gestire le cose. Infatti noi abbiamo trovato molte più difficoltà nei ragazzi di prima e di seconda, che sono molto spaesati, piuttosto che quelli di quinta, specialmente nel gestire proprio la didattica, ma anche nella socialità. I ragazzi con meno possibilità in questo caso vanno molto più in difficoltà, quindi quello che diceva la dottoressa Cremaschi è vero, cioè la noia si può affrontare in maniera diversa, si può affrontarla in maniera positiva, ma bisogna avere gli strumenti, e quindi purtroppo questa pandemia ha aumentato le differenze rispetto ai ragazzi. I ragazzi più svegli sono riusciti a cogliere tante di queste opportunità, mentre i ragazzi che avevano meno strumenti da poter utilizzare sono andati in difficoltà. E noi abbiamo la fortuna di avere a scuola praticamente ogni giorno i nostri ragazzi speciali, che chiaramente possono frequentare e sono sempre con noi, e loro vivono tutte le giornate ad attendere che arrivino i loro compagni che una volta a settimana sono con loro, e quindi loro sono felicissimi, aspettano sempre questo. Quindi effettivamente c'è una gestione, una necessità di gestione della noia, ma purtroppo è capitato in un momento difficile della vita dei ragazzi, specialmente quel passaggio dalle medie alle superiori, insomma, in cui i ragazzi non sanno ancora bene cosa sono e quindi non sono in grado di gestire le difficoltà, la diversità, le problematiche che possono essere. E quindi mentre appunto ragazzi più svegli appunto hanno scoperto la pittura, hanno cominciato a suonare, mia figlia ha cominciato a suonare la chitarra all'improvviso, insomma a 16 anni, quindi ce la può fare, è diventata vegetariana, benissimo, stupendo, soltanto però i ragazzi invece che affrontano le maxi risse, che non trovano altri stimoli, purtroppo vanno veramente in difficoltà. Vado da Toffoli, perché mai come in questo momento, mai come in questo ultimo anno, la collaborazione, la vicinanza tra famiglia e scuola, tra famiglia e insegnanti, insomma, è stata fondamentale. Però purtroppo proprio in questo periodo le stesse famiglie si sono trovate ad affrontare grossissime difficoltà, e questo in qualche maniera è ricaduto su voi insegnanti. Beh, un poco sì, sicuramente sì. Abbiamo anche noi notato una grande differenza laddove abbiamo percepito che la famiglia era presente e quella famiglia ha sostenuto il figlio o i figli e ha dato gli strumenti, come giustamente sottolineava il dirigente. Ci sono stati moltissimi studenti che hanno scoperto hobby nuovi, sport e altre qualità dentro di loro. La didattica a distanza ha aumentato il gap tra gli studenti fragili, direi socialmente fragili, che non hanno una famiglia che li possa sostenere, che li possa aiutare, che abbia già costruito precedentemente dei valori su cui fare riferimento. Se questi sono mancati, anche per gli insegnanti è stato più difficile. Abbiamo dovuto intervenire, nel senso sollecitare le famiglie, recuperare dei ragazzini che altrimenti da soli non ce l'avrebbero fatta, e per fortuna la scuola è sempre aperta per questi studenti. Anche noi abbiamo dei gruppi che la mattina vanno a scuola e sono seguiti, ma è evidente che serve una rete intorno a questi ragazzi costituita dalle famiglie e da quindi i genitori, i fratelli, che sono punti di riferimento anche questi molto importanti, e poi gli insegnanti che devono mettere un grande contributo per tenere stretta questa rete. Ecco. Mi mancano gli studenti? Sì, ci mancano moltissimo. È vero, poi gli studenti grandi, quelli di quinta, soprattutto hanno l'obiettivo, no, di una formazione che possono spendere nell'immediato. Il biennio è sicuramente un altro mondo, con molte più prospettive, molte più aspettative, anche chiedono di più ai docenti perché si aspettano di avere delle risposte, dei suggerimenti. C'è forse più entusiasmo nei più piccoli, gli studenti di quinta ormai hanno già le loro idee, una formazione, no, che va da sé, e gli studenti del biennio chiedono un lavoro più grande perché hanno bisogno di avere la relazione molto più forte, quindi con loro si è lavorato tanto. Ci sono state delle colleghe che hanno fatto dei lavori veramente bellissimi, sollecitando questi ragazzi nei loro valori, tirando fuori delle cose strepitose.
Per chiudere, abbiamo pochissimo tempo, Trevisan, cosa ci portiamo a casa di buono e come sviluppare questo qualcosa di buono? Io sintetizzerei in due parole, la parola creatività e la parola responsabilità. La creatività è stata una dei fili conduttori in tutte le sperimentazioni e in tutte le attività che abbiamo condiviso con insegnanti e studenti. Quando si è riusciti ad usare con creatività questa situazione e le nuove tecnologie, i risultati sono stati veramente interessanti e la motivazione è stata veramente alta. Un esempio semplicissimo, i book trailer. Uno dei nostri progetti è stato costruire dei piccoli trailer, quindi mini video, per raccontare un libro che è stato letto dai ragazzi. Ecco, quest'anno durante la didattica a distanza abbiamo fatto più di 100 di questi video che i ragazzi hanno fatto completamente a distanza, facendo da loro le riprese con il loro cellulare, montandole con il loro cellulare con app gratuite, e questo ha dimostrato come da un utilizzo che spesso è più passivo da parte dei ragazzi, se gli diamo l'occasione e lo stimolo per usarlo in maniera attiva e creativa, si possono ottenere cose eccezionali. L'altra parola è responsabilità, perché oltre ai giustissimi ragionamenti che abbiamo fatto anche sulle competenze che i ragazzi sviluppano nelle difficoltà, c'è anche una responsabilità che in questo caso è nostra di adulti, perché in questa situazione noi stiamo dando un messaggio di cittadinanza ai ragazzi. I ragazzi osservano come noi adulti ci stiamo prendendo cura di loro in questo momento. Tra questi ragazzi ci sono ragazzi che sono già maggiorenni, alcuni di loro lo saranno tra poco, parlo delle scuole superiori. L'attenzione e l'impegno che stiamo mettendo nel cercare di far ripartire la scuola è un messaggio che rimarrà per loro per tutta la vita, perché noi gli stiamo dando un messaggio su che importanza ha per il mondo dell'adulto il ruolo dei giovani e il ruolo dell'istruzione nella loro vita, e questo influirà sui cittadini che avremo domani. Quindi un appello che condivido, facciamo tra noi colleghi, che condivido con gli altri adulti, è questo: facciamo il possibile, perché non tutto dipende da noi, ci saranno delle cose che non si potranno fare, ma l'impegno che ci metteremo e riusciremo a trasmettere a questi ragazzi sarà un messaggio che farà parte integrante del loro percorso di essere cittadini. Grazie allora a Giacomo Trevisan, a Marco Tommasi, a Giovanna Toffoli per essere stati con noi, grazie per il vostro contributo. Io vi saluto. Nell'ultimissima parte di Elettroshock torneremo a parlare con Angelica Giancola anche di un tema particolare che ha a che fare con l'isolamento. A tra poco e a voi ancora grazie. Grazie a voi, buonasera. In quest'ultima parte di Elettroshock torniamo a collegarci con Angelica Giancola per fare un po' il punto della situazione anche su quanto sta accadendo nel nostro territorio, perché la cronaca ci racconta di questo disagio, un disagio che assume forme diverse ma che purtroppo sempre più spesso sfocia in episodi che ci fanno rendere conto di quanto sta accadendo, spesso in maniera violenta, in alcuni casi davvero drammatica. Si faceva riferimento prima a risse che avvengono dentro e fuori dalle scuole e a un'aggressività che evidentemente cova dentro e che diventa sempre più difficile da gestire per le famiglie quando questo accade a casa, per gli insegnanti quando gli episodi si verificano a scuola. Certo, purtroppo sempre di più si sta assistendo a questi fenomeni. Allora, è chiaro che è d'obbligo dire che le risse, il fenomeno della baby gang esisteva in epoca pre-Covid, questo è certo. In questo momento dobbiamo cercare di dare una chiave di lettura un po' diversa, cioè tanta violenza come risposta a dei limiti che ci sono stati imposti e che per alcuni la vivono come dei limiti non giusti. Poi c'è un altro discorso da fare, che purtroppo l'emulazione regna sovrana. Allora, ci sono tutta una serie di ragazzi che hanno bisogno di sentirsi importanti. Noi sappiamo che la fama e il successo in questo momento sono di prioritaria importanza. Allora che cosa succede? Divulgare il messaggio dove ci si mette d'accordo e ci si dà appuntamento per creare rissa, per essere violenti, per far del male, per poi riprendere tutto coi cellulari, che cosa vuol dire? Io partecipo perché questo mi dà importanza, io faccio parte di un gruppo che in qualche modo diventa famoso, no? Tra virgolette famoso.
Quindi è questo il problema in questo momento, cioè molte reazioni dei ragazzi sono legate ad un non rispetto delle regole. Andare ad un appuntamento in un momento dove sono vietati gli assemblamenti, io non sto rispettando le regole. Quelle regole che secondo la maggior parte delle persone forse non sono giuste, la percepiscono come non giusta. Allora, il messaggio che voglio cercare di lanciare io è che dovremmo essere noi adulti a dare il buon esempio. Io me la prendo con i ragazzini, ma forse dovremmo farci noi un esame di coscienza, perché se noi adulti non rispettiamo le regole, e basti vedere quello che è successo per gli aperitivi, dove la maggior parte delle persone erano anche senza mascherina, è chiaro che questo messaggio è il messaggio che io sto lanciando ai ragazzi. Cioè, se non lo facciamo noi adulti, come possiamo pretendere che un ragazzo possa rispettare le regole? Siamo noi. Cioè, allora, i ragazzi imitare fa parte della natura umana. Quindi, se io adulto non rispetto le regole, è normale che un ragazzo imiterà me, perché non ci trova nulla di sbagliato, ma soprattutto non mi autorizza a sgridarlo quando sono io la prima a sbagliare. Quindi questo è un primo punto. È chiaro che dover rispettare, allora dobbiamo fare un attimo una distinzione, no, tra quello che è un isolamento scelto da noi e un isolamento che invece ci viene imposto. Allora, è chiaro che nel momento in cui mi impongono di rimanere da solo, devo accettarlo e devo cercare, e questo sì, assolutamente vero quello che dice la dottoressa Cremaschi, di trovare l'aspetto positivo. Anche se in questo momento sembra assurdo, però non è così, e questo deve essere fatto all'interno delle famiglie, cercare di trovare una chiave di lettura che sia positiva o quantomeno che dia la forza ai ragazzi di superare questo momento, che è un momento di transizione. A un certo punto, come è iniziato, ci sarà una fine, questo è chiaro, e probabilmente i nostri ragazzi ne parleranno ai loro figli come un momento storico che ovviamente avrà la sua importanza per secoli, perché quello che è successo a noi, chi mai si sarebbe aspettata una roba del genere? Però ecco, ripristiniamo quello che è regole, essere autorevoli, e lo dobbiamo fare sia noi che come famiglie, ma anche gli insegnanti. Essere in DAD non vuol dire essere autorizzati a non presentarsi alle lezioni o a presentarsi in pigiama alle lezioni o a nascondersi dietro a ma non mi funziona, non ho la rete o spengo la telecamera. È un impegno come andare a scuola in presenza. Questo fa parte delle regole e le regole vanno rispettate. Allora, se ai ragazzi non si insegna il rispetto delle regole, la vedo dura che poi si possa fare in età adulta. Allora c'è un altro aspetto che vale la pena di riprendere, è quello dell'isolamento al quale si accennava anche prima, isolamento che può spingersi verso l'estremo e raggiungere insomma situazioni davvero patologiche. Vorrei vedere insieme un video che ci parla degli hikikomori, scopriamo insieme di che cosa si tratta e lo facciamo attraverso le parole della presidente regionale dell'associazione appunto degli hikikomori. Vediamo. Si chiamano hikikomori e sono i ragazzi che si chiudono in se stessi, che si rinchiudono a casa e decidono di smettere di vivere la loro vita. Hikikomori è una parola giapponese che indica più che una patologia, una condizione in cui adolescenti e giovani vivono in una situazione di isolamento sociale, un ritiro, spesso addirittura chiusi nella loro cameretta. Spesso vivono virtualmente, anche senza problemi. E questo è un sintomo, il fatto del ritiro sociale è un sintomo e la causa può essere diversa. Ci sono ragazzi anche che avevano sempre il 10, cioè che studiavano anche troppo e non si trovano con gli altri ragazzi in cui uno dei punti così è non studiare troppo, no? Magari facevano calcio, facevano degli sport e abbandonano pure quelli.
E una delle cause può anche essere l'estrema competitività anche in certi ambienti sportivi, eccetera. C'è un'età? Diciamo che l'età è la prima adolescenza, quindi 12-13 anni, e 18-19 è l'età principale. Cioè ci sono dei segni in cui si vede il ragazzo sta entrando in questa strada. Comincia con una difficoltà la mattina a svegliarsi, una preoccupazione, un'ansia per andare a scuola. Altri segni possono essere, evitano per esempio di cenare con la famiglia, perché la famiglia ha comunque un atteggiamento un pochino aggressivo, cerca comunque di scuoterlo, di dirgli esci, vai. Il genitore prima di tutto deve cercare di non sentirsi più solo, perché sono delle situazioni molto, molto difficili da affrontare da soli, e addirittura si consiglia delle sedute dallo psicologo proprio ai genitori prima di prendere il ragazzo, perché i ragazzi difficilmente ci vanno. In Friuli Venezia Giulia abbiamo aperto, diciamo, la chat con delle psicologhe di riferimento a Trieste e a Udine. Solamente a fine 2019 ci sono 24 genitori più 3 psicologi. Si cerca di formare dei gruppi di 4-8 genitori e vedersi circa una volta al mese con gruppi di mutuo aiuto con la psicologa, che comunque è volontaria in questo caso. Adesso abbiamo provato con Zoom, ma almeno per noi adulti non è semplice. Quanto la DAD, la didattica a distanza, e questa situazione sta avendo ricadute su questi ragazzi? Il problema, secondo me, sarà il ritorno, nel senso che si rischia veramente che tanti ragazzi, provando l'ebbrezza un attimino della camera da letto, della scuola in pigiama, eccetera, eccetera, ci troveremo tanti su quella strada, soprattutto ragazzi. Allora abbiamo ancora pochi minuti da trascorrere insieme, chiederei ad Angelica Giancola di tirare un po' le somme. Abbiamo aggiunto questo ulteriore elemento, abbiamo parlato anche degli hikikomori. Viene da chiedersi, a fronte appunto di tante situazioni particolari ed inedite che ci troviamo ad affrontare, che cosa in concreto si può fare non solo per i ragazzi ma anche per le famiglie che spesso si trovano difficoltà a gestire appunto situazioni che tendono a sfuggire un po' di mano? Ma sicuramente è fondamentale chiedere aiuto, quindi di fronte ad una situazione che si sta vivendo in famiglia, di un figlio che tende a isolarsi psicologicamente, perché in primis avviene questo, e quindi osserviamo che il nostro ragazzo passa più ore chiuso in camera, non volendo relazionarsi col resto della famiglia e quindi cercando di stare attenti, no, a quelli che sono i campanelli d'allarme, perché in questo momento dove le famiglie, la maggior parte delle famiglie magari sono in casa H24 perché c'è lo smart working e che quindi hanno più possibilità di accorgersi di determinati comportamenti, la prima cosa da fare è chiedere aiuto. Intervenire, allora la pressione su i ragazzi che hanno questo tipo di problema sicuramente non ha un risvolto positivo. È chiaro però che questi ragazzi ad esempio tendono a dormire di giorno e stare svegli di notte. Ecco, questo non lo dobbiamo permettere, un po' quello che dicevo prima, no? Il rispetto delle regole. Sono situazioni molto difficili da gestire e sicuramente quello che è successo e quindi il chiederci di rimanere chiusi in casa forse ha un po' accelerato quelle situazioni dove quei ragazzi che magari erano un po' combattuti, no? Cioè ho la voglia di isolarmi perché l'hikikomora perché si isola perché fa fatica a confrontarsi col mondo esterno, non si sente accettato, si sente in difficoltà, per cui prova maggior benessere a vivere una vita dietro uno schermo, no? Alle volte si fingono di essere quelli che vorrebbero essere nella vita reale, ma non ci riescono. Quindi è una situazione di grandissimo disagio. Allora, chiaro, bisogna chiedere aiuto, ma invece di fare delle pressioni sul devi uscire da quella stanza, oppure è chiaro che quando si può uscire, in zona gialla magari il genitore tende a spingerlo, no? Cerca di chiamare i tuoi amici.
Invece proviamo a cambiare atteggiamento, cerchiamo un qualcosa di positivo da poter fare anche all'interno dell'abitazione, no? Perché in un momento di restrizioni così una soluzione va trovata. Per cui cerchiamo di inventarci qualcosa, di parlare tantissimo. Il dialogo aiuta tanto, cioè di farli sentire compresi. È chiaro che per un genitore è devastante, però ricordatevi sempre che nella vostra non siete soli, non siete sbagliati. Questi ragazzi stanno affrontando un momento di difficoltà e proprio perché sono dei ragazzi e sono degli adolescenti abbiamo l'obbligo di aiutarli. Da soli non possiamo fare niente, ma chiediamo aiuto. Non vergogniamoci a chiedere aiuto, perché solamente con l'unione possiamo tirare fuori questi ragazzi da un disagio, da un isolamento che invece di essere temporaneo poi può diventare per tutta la vita. Sappiamo che ci sono degli hikikomori rimasti chiusi in una stanza anche per 20 anni. Allora, ecco, su queste riflessioni, proprio sottolineiamolo ancora una volta, non siamo sbagliati, non siamo soli, abbiamo proprio la necessità in questa situazione di farci aiutare per poter poi a nostra volta, insomma, no, aiutare chi è in questa situazione di disagio. Credo che avremo altre occasioni da qui ai prossimi mesi per insomma, riflettere su questi temi, nella convinzione davvero che questo 2020 lascerà tanti strascichi dietro di sé, insomma vale la pena di affrontare tutto con grande serietà. Grazie ad Angelica Giancola per il contributo che ci ha dato anche questa sera. Grazie ai tecnici in regia, a voi che ci avete seguito da casa. Alla prossima, arrivederci.